Io già da piccolo andavo appunto con il mio terzista nei trattori o con i vicini, andavo a vedere. Poi anche con l'aiuto degli altri miei nonni che avevano vigneti, mio cugino che ha un anno più di me e già anche lui ha deciso di aprire un'azienda agricola, ho deciso di intraprendere questa strada, di aprire un'azienda. Il nome vecchio della via è proprio appunto Palazzo Cavalieri e allora abbiamo pensato subito a un nome più accattivante per l'azienda, che poi è anche riportato nel logo aziendale con Cavaliere e con il luppolo e l'orzo. Siamo andati a informarci dalla Germania, abbiamo letto e studiato dei testi delle università americane appunto per permettere di avere una competenza tecnico-agronomica che ci permette di coltivare il luppolo a un livello paragonabile a quello estero. E abbiamo avuto l'idea grazie a un mio professore della scuola enologica, appassionato di birra, che ci aveva appunto proposto di provare la coltivazione del luppolo, che era una pianta poco conosciuta in Italia ma molto usata perché alla fine la usano tutti i birrifici e anche alcune industrie farmaceutiche, e che poteva essere appunto una buona alternativa alla vigna. Noi invece vogliamo valorizzare il nostro territorio, quindi dare una torrialità alle birre che avranno dei profumi diversi da quelle fatte con prodotti esteri, che non è detto che siano migliori o peggiori, però noi vogliamo valorizzare il nostro territorio nel miglior modo possibile. Qualunque sia il tuo prodotto, la cosa per me fondamentale è sentire il cliente che apprezza il tuo prodotto, quello è un valore impagabile. Certamente il PSR è una cosa che aiuta molto le aziende, soprattutto le aziende che nascono da poco. Con dei finanziamenti di questo tipo si può partire letteralmente da zero e creare un'azienda. In aggiunta al primo insediamento noi abbiamo preso dei macchinari, quindi un atomizzatore e uno scalzatore, dei macchinari che si possono utilizzare sia sui nostri vigneti sia sul luppolo. Noi stiamo già pensando ad aderire a un nuovo PSR, vorremmo appunto ingrandire i nostri impianti di luppolo e anche di vigneto, e soprattutto vorremmo prendere dei macchinari per la trasformazione finale del luppolo più veloci, che permettono appunto di lavorare più superficie vitata. Vorremmo appunto fare la trasformazione finale anche della birra. Questo permetterebbe appunto di ridurre molto i costi e di avere effettivamente il prodotto lavorato interamente in azienda, anche il prodotto finito, quindi la bottiglia di birra. Il PSR è stato un aiuto alla mia azienda e ha permesso di far sì che in pochi anni sia cresciuta da praticamente nulla a un'azienda che funziona.